Ciao, sono Marianna Offer, sindaco del comune di Valle di Cadore. Anch'io sono in quarantena perché ahimè sono entrata in contatto con una persona positiva. Comunque non mi abbatto, ho appena finito di correre e più che da sindaco, da sportiva, vi dico che i periodi difficili per me hanno sempre avuto tre fasi, anche insomma le stagioni sportive, quello della resistenza e quindi dell'allenamento, dell'accettazione di quello che poi veniva e poi le nuove opportunità e la sfida. Quindi credo che questo periodo, insomma, sia un periodo difficile per tutti, ma dal quale ognuno di noi saprà cogliere delle nuove opportunità. Andrà tutto bene perché sono sicura che noi bellunesi sapremo rispettare le regole e quindi il periodo così difficile di privazione di alcune libertà che ora ci pesa tanto passerà in fretta. Magari sapremo anche cogliere un po' di quell'aspetto della vita lenta che nella frenesia di tutti i giorni non riuscivamo più a cogliere. Un po' di tempo in più per pensare non fa male. Noi come istituzioni ci siamo pronti a fare il nostro dovere. Ricordiamoci solo che ci sono persone che sono obbligate ad uscire per andare a lavorare e sono certa che non lo vorrebbero fare perché il rischio di essere contagiati, io lo sto provando sulla mia pelle, è veramente, veramente tanto. E l'angoscia che sento nelle persone che chiamo per dargli un po' di sostegno e di vicinanza, che sono in isolamento fiduciario, credetemi, non è bella, è la paura di avere il virus o ancor più la paura di perdere un affetto caro. Quindi state vicino ai vostri cari, non andate a trovarli, stateli vicino con il pensiero o con una telefonata, ma state a casa. Un abbraccio forte a tutti e spero di rivedervi tutti presto.